Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot, fari puntati sulla sanità, in particolare quella pordenonese, perché c'è molto fermento. Le sigle sindacali hanno proclamato per il 13 maggio uno sciopero. Dopo 2 tentativi falliti di conciliazione dal prefetto di Pordenone, siamo in compagnia di Pierluigi Benvenuto, responsabile del comparto sanità della CGIL di Pordenone, e benvenuto. Insomma, abbiamo visto che in settimana c'è stato anche un incontro con il vicepresidente Riccardi per cercare di ovviare a questo sciopero che per il momento rimane confermato, anche se. Ecco, che cosa è emerso da questo tavolo che si è svolto martedì? Sì, buonasera a lei e ai vostri telespettatori e telespettatrici. L'incontro che è stato fatto martedì mattina nella sede del Consiglio regionale di Pordenone con il vicepresidente Riccardo Riccardi è stato un incontro, dobbiamo dire la verità, molto, come dire, pacato e soprattutto nel merito delle cose. Il fatto che l'assessore abbia ritenuto la necessità di convocare le organizzazioni sindacali è un segno di attenzione per quanto riguarda quello che sta succedendo in azienda sanitaria. Noi abbiamo accolto questo incontro favorevolmente, è ovvio che le organizzazioni sindacali hanno, come dire, lo scopo di risolvere i problemi. C'è stato un suo impegno, come dire, di provare a vedere, di tentare di riportare come dire, a più miti consigli, se si può dire, se si può usare questo termine, la direzione dell'azienda sul fatto di riuscire a sottoscrivere un accordo sulle maggiorazioni delle indennità come nelle altre aziende della regione, come si è fatto fino all'anno scorso anche in azienda sanitaria, insomma, quindi niente di diverso rispetto a quello che succedeva fino all'anno scorso. Ricordiamo anche di che cosa si tratta e perché c'è questa differenza, insomma, con l'azienda sanitaria del Friuli Centrale e quella del Giuliano Giuntina. Qual è la differenza? La differenza è che la regione da una ventina d'anni, anno più anno meno, mette delle risorse proprie regionali, quindi le risorse aggiuntive regionali, per andare a incrementare quelle indennità di disagio per chi opera nei turni. È stata una scelta, secondo noi, molto oculata a suo tempo, che la confermiamo anche oggi, cioè il personale che è più impegnato, quindi nei turni, nelle 24 ore, nei festivi, nei notturni, di dare una indennità aggiuntiva rispetto a quella contrattuale. Questo l'abbiamo sempre fatto fino al 2021. Le altre aziende della regione, la più vicina a noi il CRO di Aviano, ma anche quelle più importanti dal punto di vista numerico, che sono l'azienda triestina e l'azienda Trieste Giuliano Isontina e l'azienda del Friuli Centrale di Udine, la stanno applicando. Non capiamo perché questa direzione di punto in bianco ha pensato di proporci, a detta loro, un accordo innovativo che di innovativo non c'è nulla, anzi è peggiorativo se non punitivo rispetto a chi opera quotidianamente in questi servizi. Nel dettaglio, che cosa vanno a perdere i lavoratori in questo momento con questo tipo di contratto e che cosa propone invece l'azienda di così innovativo eventualmente? Allora, nel dettaglio i lavoratori stanno già perdendo, perché voglio ricordare che le indennità vengono pagate con 2 mensilità dopo a quelle fatte, quindi con la mensilità di marzo che si pagano le indennità di gennaio, i lavoratori di ASFO hanno già avuto una decurtazione in busta paga dai 120 ai 150 euro al mese netti, in questo caso netti, in base anche al loro impegno. Che cosa vanno a perdere? Vanno a perdere le maggiorazioni completamente sul lavoro notturno e festivo, quindi un lavoratore, che sia questo infermiere o tecnico di laboratorio, di radiologia, anche il portinaio che opera nei 3 turni, che lavora di domenica, ha solo l'indennità contrattuale e non la maggiorazione della regione. Per quanto riguarda invece l'indennità di turno, quindi di presenza giornaliera nei 3 turni, quindi quante giornate uno lavora, la proposta dell'azienda, di tanto innovativo, è stata quella di dire che se uno non fa più di 100 giornate lavorative nei 3 turni all'anno non prende queste maggiorazioni,
con la controproposta che aveva portato davanti al tavolo del prefetto di abbassare questa soglia da 180 a 170, chiaramente per noi non è ricevibile nessun tipo di mediazione su questa cosa. Se io lavoro, se faccio una domenica all'anno, prenderò i soldi per una domenica. Se il collega ne fa 40 in un anno, prende la maggiorazione per 40. Ognuno viene retribuito per l'impegno che dà, insomma. Quindi non vediamo nulla di scandaloso dare il giusto riconoscimento a chi lavora. Soprattutto in questi periodi di pandemia. Adesso andiamo a vedere che cosa hanno detto anche i suoi colleghi, perché davanti a Riccardi c'erano ben 7 sigle sindacali, oltre insomma alla CGIL. Lo vediamo in questo servizio sentendo anche le voci degli altri. Vediamo. Abbiamo ascoltato, abbiamo portato al tavolo le problematiche, adesso inizieranno appunto le assemblee con i lavoratori e i lavoratori decideranno anche il futuro e nel frattempo ci auguriamo che arrivi l'accordo uguale a quello del 2021. Si auspicava che l'incontro con l'assessore fosse un incontro di dialogo e questo è successo. Ci ha rassicurato che in tutte le cose che gli abbiamo detto si impegnerà nel portare avanti queste problematiche e sicuramente andremo a risolvere il problema. Come ha detto il mio collega prima, inizieremo oggi le assemblee con tutti i lavoratori, spiegheremo ai lavoratori la disponibilità dell'assessore e speriamo che questa amministrazione finalmente cominci a dialogare con le parti sociali, che è una cosa indispensabile. I margini li abbiamo già ampiamente rappresentati all'assessore, abbiamo apprezzato moltissimo anche l'approccio che lui ha voluto dare a questo incontro, è stato davvero quello che noi auspichiamo da sempre di poter avere con ogni azienda con cui trattiamo. In questo caso l'assessore si è quasi sostituito all'azienda, nel senso che ci ha dato delle aperture di dialogo che noi confidiamo che possono portare al risultato che tutti auspichiamo, che è quello di poter sottoscrivere l'accordo e dare soddisfazione a tante lavoratrici e tanti lavoratori che ce lo chiedono. Anch'io voglio ribadire la disponibilità che c'è stata da parte dell'assessore. Noi abbiamo fatto presente tutte le problematiche già ribadite da tutti i segretari provinciali e anche regionali che erano qua presenti. Speriamo in una sua mediazione per ripristinare quello che era l'accordo stralcio del 2021 e poter finalmente retribuire tutti i lavoratori come meritano di essere retribuiti. Insomma, qual è il clima in azienda sanitaria? I lavoratori? Il clima, il fatto già che sia stato proclamato questo sciopero, insomma, è già un dire, insomma. Come detto prima, speriamo insomma, che oltre all'intervento per quanto riguarda l'accordo ci sia anche un intervento insomma, per trovare una mediazione con questa direzione e poter dialogare in modo più tranquillo. Sono venuto a questa trattativa con l'assessore proprio per ribadire gli accordi che abbiamo preso con lui e sui tavoli regionali e farli rispettare all'interno delle aziende. L'azienda di Pordenone è l'unica che non ha proposto un accordo a ribasso e chiediamo che questo sia rivisto e portato all'attenzione di tutti i lavoratori con le giuste remunerazioni che si spettano. Vogliamo che anche questa area sia premiata come sono in tutte le altre aree della regione. Non deve essere un gioco a ribasso. Volevo ringraziare l'assessore regionale Riccardi, è stato un incontro molto proficuo con le parti sociali, speriamo in una mediazione con l'azienda ospedaliera di Pordenone per ripristinare le indennità di turno che sono state sospese nel mese di marzo. Noi siamo ben contenti di questo incontro che abbiamo avuto con l'assessore regionale, dell'apertura che ha avuto nei confronti dei dipendenti di questa provincia, perché i dipendenti di questa provincia non sono dipendenti di serie B, sono dipendenti del sistema sanitario regionale, in quanto tale quello che avviene a livello regionale deve essere uguale per tutti, quindi non siamo d'accordo sull'accordo che ci aveva proposto ASFO, in quanto quello che invece verrà corrisposto a Udine e Trieste è quello che, come dicevano gli altri miei colleghi, è un accordo ponte, stralcio, siglato anche gli anni passati. Siamo felici di questo incontro, siamo positivi e speriamo che l'assessore ora faccia
ragionare il nostro direttore generale nell'ottica di sottoscrivere l'accordo previsto e firmato anche dalle altre aziende. E insomma il ringraziamento a Riccardi è arrivato unanime, poi sentiremo anche le parole del vice governatore, però insomma il fatto che abbiate fatto anche massa, insomma in tempi più recenti la CISL si era un po' smarcata, ma insomma adesso in questa battaglia siete tutti uniti. Sì, la capacità del direttore generale è stata proprio anche quella di ricompattare tutte le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori del comparto. Allora, sicuramente l'abbiamo detto, non mi tiro indietro, abbiamo comunque ringraziato per l'attenzione che l'assessore dà alla provincia di Pordenone. Sicuramente dalle parole però bisogna come dire, portare a casa dei fatti. I fatti sono sicuramente le maggiorazioni, però noi abbiamo chiesto nell'incontro con l'assessore anche un intervento suo per quanto riguarda il clima aziendale, le relazioni sindacali. Abbiamo ribadito all'assessore che una direzione non può non pensare, non riflettere su tante persone che si stanno dimettendo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, in maniera volontaria si licenziano per andare a lavorare in altri posti dove non prenderanno di più, però hanno un clima completamente diverso. Lavorare in questo momento in azienda sanitaria è veramente pesante. Altra cosa, abbiamo chiesto all'assessore che si impegni con la direzione per la proroga dei contratti a termine. Non possiamo avere le persone che continuano a ogni 6 mesi di scadenza di contratto a tempo determinato non sapere se il loro contratto viene riconfermato fino al giorno prima. È una cosa, per chi la vive sulla propria pelle, è devastante dal punto di vista proprio concettuale. Abbiamo chiesto anche all'assessore che intervenga sulla direzione per rivedere le dotazioni organiche. Lo dichiariamo da anni che le dotazioni organiche di questa azienda sono sottostimate. Non è pensabile che ci siano rientri dai riposi, dalle ferie, che facciano doppi turni. Il personale bisogna andare a implementare il fabbisogno. Poi vediamo se si riesce anche a coprire il fabbisogno, però se non partiamo dal presupposto che servono quelle persone, non si può neanche andare a chiedere alle persone che vengano assunte, insomma. Eh sì, insomma non è un quadro assolutamente idilliaco quello che ci ha dipinto, ma insomma lo testimonia anche il fatto che si arriva a un secondo sciopero dopo quello del 2020, ma di questo parleremo subito dopo la pubblicità, sentendo anche le parole appunto del vicepresidente Riccardi, a tra poco. Seconda parte di Screenshot, fari puntati sulla sanità pordenonese in fermento con lo sciopero che è stato proclamato dalle sigle sindacali per il 13 maggio. Abbiamo detto anche nella prima parte, incontro con l'assessore Riccardi per cercare di evitare questo sciopero. Siamo con Pierluigi Benvenuto della CGIL. Se è d'accordo sentiamo subito le parole però di Riccardi, insomma in risposta al termine di quello che è stato l'incontro con i sindacati martedì mattina. Sentiamo. L'incontro secondo me è stato positivo, e quando c'è il dialogo le cose sono sempre positive. Io sono venuto ad ascoltare le ragioni dei sindacati, ovviamente noi abbiamo poche energie dopo tutta la fatica della pandemia e anche quello che stiamo ancora facendo, perché la pandemia purtroppo non è finita. Quelle energie vanno utilizzate in positivo, non devono essere utilizzate per conflitti, quindi io cercherò di comporre queste posizioni diverse che emergono. Poi la posizione dei sindacati è questa: ci sono 2 aziende che hanno fatto questo lavoro, ce n'è un'altra nell'autonomia dei direttori generali che sono ovviamente i responsabili della negoziazione, hanno avanzato una proposta diversa, su questa proposta le organizzazioni sindacali non sono d'accordo, quindi è chiaro che bisogna cercare di ricomporre questo. Io mi sono fatto carico di questa situazione e, come ripeto, di problemi ne abbiamo già tanti, non possiamo perdere il tempo a continuare a baruffare, perché questo non va bene per nessuno e mette anche in discussione la credibilità del sistema. Direi che su questo la misura è colma. È anche giusto però per chi ha lavorato, insomma, prende i soldi che gli spettano, no? Non dovremmo neanche dirlo, mi pare scontato, ma mi pare che il tema però non sia questo, il tema è
L'approccio dell'accordo riguarda altre cose che non sono queste, ma riguarda una diversa retribuzione rispetto a un numero di turni che vengono fatti. Un accordo che è stato siglato lo scorso anno in un modo e questo anno a Pordenone viene proposto in un altro modo. Io, sentiti i sindacati, incontrerò il direttore generale per sentire le sue ragioni, poi è evidente questa è una responsabilità dei direttori generali, ma non è che la Regione sia fuori da questa partita perché l'accordo madre l'ho firmato io e l'ha deliberato la Giunta regionale. Io non sono un nemico di Polimeni, certo se mi facesse lavorare un po' meno a queste cose sarei contento anch'io. E quindi queste erano le parole dell'assessore Riccardi che dice insomma le nostre energie usiamole per qualcosa di più costruttivo, anche se alla fine ecco una piccola punturina anche a Polimeni, come dire che anche lui lo faccia lavorare meno su questo versante. Ecco, che cosa può fare Riccardi da qui al 13 maggio per evitare un secondo sciopero a Pordenone della sanità dopo quello del 2020? L'assessore ha le facoltà per intervenire sulla direzione, per intervenire imponendo a sto punto insomma, di fare l'accordo sulle maggiorazioni delle indennità come spiegavo prima e poi intervenire anche sul clima aziendale. Cioè, il clima è molto pesante, non mi stanco di dirlo, insomma il clima è pesante in tutti i settori, sia sul personale del comparto, sia sul personale della dirigenza, sia sul personale sanitario, ma non solo, sul personale amministrativo. Allora, se, come dice l'assessore, che vorrebbe non intervenire, farlo lavorare su queste cose, sì, però deve farlo capire a chi governa questa azienda. Lo diciamo da tanto tempo, insomma, che il clima è pesante, il clima delle relazioni ma oltre che le relazioni sindacali, proprio il clima di relazione all'interno degli operatori. Quindi il lavoro che dovrà fare l'assessore, spero che lo faccia, è proprio quello di far sì che la direzione cambi completamente il tipo di approccio e di relazionarsi con tutte le persone che possono dare veramente contributi positivi per la gestione dell'azienda. Non ascoltare gli operatori, non ascoltare i professionisti, non ascoltare le organizzazioni sindacali, metto per ultimo le organizzazioni sindacali, ma i portatori di interesse ha fatto sì che in questi 2 anni di governo, 2 anni abbondanti di governo Polimeni, siamo al secondo sciopero generale, mai successo nella storia di questa provincia che si facesse non 2 ma nemmeno un sciopero generale. Quindi qualcosa che non va c'è, poi c'è sempre un motivo, speriamo che quei motivi vengano meno, però di fondo rimane le relazioni, l'impegno che deve metterci la direzione e ascoltare chi lavora e ascoltare chi opera quotidianamente in questa azienda. Le assemblee con i laboratori andranno avanti fino al 13 maggio, di fatto vi siete dati anche una data con Riccardi per risentirsi quando vi attendete una risposta che vi potrebbe far cambiare idea? Le assemblee sono state programmate fino al 10 di maggio, quindi a 3 giorni prima dello sciopero. Faremo quotidianamente 2 assemblee al giorno in tutti i posti dell'azienda, in tutte le sedi che vanno dall'ospedale di Pordenone, dove ne faremo più di una, negli ospedali periferici San Vito, Spilimbergo, a Magnago, a Sacile, a Zano, in sede centrale, nei territori. Le assemblee comunque le manteniamo, le faremo perché è giusto e corretto che ci confrontiamo con le lavoratrici, con i lavoratori. Adesso noi ci aspettiamo, cosa ci aspettiamo? Con l'assessore non credo che avremo altri incontri da qua al 13 perché il problema dell'accordo deve essere sottoscritto dalla direzione e correlazioni sindacali. Chiaramente se questo, adesso mi permettete di fare una battuta, se l'incontro di martedì scorso è stato un quasi commissariamento della direzione, vabbè, prendiamo atto. Però, insomma, il titolare della contrattazione è il dottor Polimeni. Aspettiamo segnali da parte della direzione che a oggi ancora non sono arrivati. Noi sicuramente siamo fiduciosi, ma con atti concreti, insomma. Il nostro lavoro è quello di preparare al meglio il giorno del 13 di maggio.
Peraltro, per far capire qual è il livello di malumore sul territorio, ci mettiamo anche, che non abbiamo detto, la voce dei sindaci, prima quelli di centrosinistra, poi pian piano anche quelli di centrodestra, da ultimo anche proprio il sindaco di Pordenone, insomma, ha espresso, insomma, la volontà di un cambio di passo. Sì, lo leggiamo dalla stampa, lo vediamo le dichiarazioni dei vari sindaci, dove sono, cioè, è palese il malcontento, è palese la richiesta di un cambio di rotta e di un cambiamento veramente radicale. E noi abbiamo, come noi, quando dico noi, le organizzazioni sindacali, abbiamo mandato una richiesta di incontrare i sindaci, 52 sindaci della provincia di Pordenone, e l'appuntamento è fissato per il 9 di maggio. Abbiamo fissato la sala Appi della Casa dello Studente. Quell'appuntamento, a prescindere da come vada l'avvertenza sulle maggiorazioni, quindi a prescindere se ci sarà o non ci sarà lo sciopero, noi vorremmo mantenerlo, perché all'ordine del giorno di quell'incontro è una discussione sulla sanità della provincia. Lo abbiamo fatto con i sindaci, ma non perché vogliamo, come dire, perché i sindaci sono quelli che rappresentano i cittadini sul territorio, quindi vorremmo condividere, vorremmo capire, vorremmo spiegare ai sindaci qual è la situazione in ASFO e qual è il loro sentore, e se condividono o meno, insomma, anche, oltre che dichiararlo, anche in maniera concreta, la situazione che sta vivendo l'azienda sanitaria. Insomma, speriamo che quel giorno siano in tanti che rispondono alla nostra richiesta di incontro, in maniera molto tranquilla, però vorremmo affrontare il problema della sanità, che è un problema importante, della sanità pubblica, un problema molto importante che sta vivendo questa provincia, e purtroppo non bene negli ultimi mesi, se non negli ultimi 2 anni. A proposito dei cittadini, quale messaggio dare anche all'utenza, che naturalmente vede nello sciopero comunque un disagio proprio in questo momento in cui pian piano si sta cercando di ripartire? Non parliamo delle liste d'attesa, le visite arretrate, che insomma sono un altro grandissimo tema. Sì, il messaggio che vogliamo dare alla popolazione è che questo sciopero, che tutte queste iniziative che le organizzazioni sindacali in questo momento stanno mettendo in campo non è solo una difesa che è importante, come dire, retributiva del personale, ma è una difesa della sanità, dei servizi pubblici sanitari che questa provincia deve dare. Quindi, se il giorno dello sciopero ci saranno dei disagi, uno sciopero purtroppo fatto anche per creare disagi, ma è il giorno 13, la giornata del 13 è dare un segnale forte anche ai cittadini, e quindi facciamo un appello anche ai cittadini di essere al fianco dei lavoratori, perché i lavoratori e le lavoratrici della sanità sono al fianco dei cittadini, perché danno in maniera quotidiana, con tutto il cuore e l'anima, se passatemi questi termini, stanno cercando di dare un servizio il miglior possibile. Quindi chiediamo comprensione da un lato per quel giorno lì, per eventuali disagi, ma soprattutto chiediamo una partecipazione delle cittadine e dei cittadini, che sono quelli che usufruiscono della sanità. Avere le persone che lavorano male, che mancano e quant'altro, vuol dire non dare il giusto riconoscimento della sanità pubblica di questa provincia. Quindi veramente chiediamo un atto di partecipazione anche alle cittadine e cittadini della provincia. Sì, e su questo fronte c'è stato proprio sabato scorso, insomma, la fine della raccolta firme proprio per il potenziamento, per il rafforzamento della sanità sul territorio, firme che vanno poi in regione. Ecco, lo vediamo appunto fuori dall'ospedale di Pordenone, in questo servizio di Alberto Commisso. Vediamo. Oltre 15.000 firme raccolte dal Comitato Salute Pubblica per chiedere una sanità migliore in Friuli Venezia Giulia. Davanti all'ospedale civile di Pordenone sono stati presentati i risultati della petizione che il 28 aprile finiranno in Consiglio regionale. Testimonia la preoccupazione molto grossa delle cittadine e cittadini di questa regione per lo stato della salute pubblica, che è in grande difficoltà perché non riesce più a erogare servizi, anzi ha chiuso molti servizi, perché i lavoratori sono in difficoltà, e quindi noi esprimiamo oggi qui a Pordenone anche la piena solidarietà alle lavoratrici e lavoratori della sanità. Preoccupa la sanità regionale, ma in particolare quella del Friuli occidentale. È grande lo sfacelo in cui ci troviamo, non ci sono più prestazioni. Spilimbergo hanno chiuso la radiologia, San Vito c'è chiusa l'agenda, ma per fare un esempio, perché siamo qua, ma situazioni simili si creano anche da altre parti. Tutti i servizi territoriali vengono penalizzati
in questo momento dalle nuove scelte che sono state fatte in questi anni. Di problemi ne abbiamo molti, servizi chiusi, prestazioni che non vengono erogate, liste di attesa infinite, tant'è che la popolazione si rivolge anche fuori regione o alle strutture private. Insomma, benvenuto. Queste firme vanno in regione, sono un ennesimo segnale che la situazione è insomma preoccupante anche tra la popolazione normale e non potrebbe essere altrimenti, visto che insomma quando si parla di sanità si è un po' tutti toccati. Sì, purtroppo la sanità prima o dopo, io spero sempre dopo e spero che non serva, però insomma siamo realisti, quindi la sanità serve a tutti e giustamente la gente, i cittadini e le cittadine vorrebbero e vogliono, giustamente perché tutti i cittadini pagano le tasse per avere dei servizi validi. Non possiamo pensare che oggi se io devo fare una radiografia banalmente al torace non posso più prendere un appuntamento negli ospedali periferici perché il servizio è sospeso. Si fanno solo le urgenze, si fanno solo i pazienti ricoverati, questo a San Vito a Spilimbergo, perché manca personale. Allora questo è quello che denunciamo. Allora la raccolta di firme di questo comitato che la CGIL comunque ha appoggiato e ha dato una mano a raccogliere, che condividiamo l'appello che fanno in quella raccolta firme, è proprio per favorire, per migliorare, per dare una sanità pubblica degna di quel nome. Quindi tutti gli strumenti sono buoni, dobbiamo tutti lavorare nella stessa direzione. Il malcontento è molto, molto elevato. Noi lo percepiamo e lo sentiamo quotidianamente sia da chi lavora ma anche chi non lavora in sanità, di chi usufruisce del servizio. Grazie allora Pierluigi, benvenuto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, continueremo naturalmente a seguire gli sviluppi insomma, nel mondo della sanità pordenonese e non solo. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie alle vostre telespettatrici e telespettatori. Finisce qui questa puntata di Screenshot, appuntamento come sempre a domani sera. Grazie per essere stati con noi, buona serata.